I ruderi delle vecchie case somigliano di nuovo alle rocce. In questa valle per secoli spoglia di piante e animali e piena di uomini e di macchine, la natura lentamente si è riappropriata dello spazio che le era stato sottratto e dove un tempo c'erano gli edifici degli uomini, adesso gli antichi abitanti sono ritornati padroni. Ma la convivenza tra uomini e ambiente è di nuovo possibile in tutta questa vallata che un tempo risuonava solo del frastuono degli ingranaggi e dove migliaia di mani hanno cercato la ricchezza sottoterra. È una di quelle mani che ora accende la fiammella per rischiarare il buio nella profondità della montagna, dentro una galleria dove le stesse mani hanno scavato e dove si consumavano vite intere nella fatica e nelle tragedie di un lavoro durissimo e rischioso. I passi risuonano per la prima volta dopo 50 anni. I cunicoli in profondità si rianimano. Gli occhi di Angelo e di Giorgione ritrovano gli spazi conosciuti, mentre le mani esperte mostrano il funzionamento degli antichi strumenti di lavoro. La memoria non si è persa. Il carburo si chiudeva, qua si buttava dentro l'acqua e questo qua si apriva l'acqua, la fiamma, più grande più piccola, così, e uno mare dall'altra parte, sempre sul legno, e là si lavorava, con la luce si andava avanti a lavorare. Prima la sala argano, là era parte di là, prima. Cenere delle perite però, tutto mescolato insieme. Sì, carbone e cenere di perite, sì. Perché era carbone di legna. E carbone di legna, cenere. E poi guarda ancora altro lì. È ricco anche. Faccio vedere alla gente che non l'ha mai visto, no? È ricco anche questo. Sì, è pesante. Le mani di Angelo toccano di nuovo dopo tanti anni la pirite cuprifera e la raccolgono con entusiasmo giovanile per mostrare agli amici e ai parenti su in paese l'antico minerale. Le mani di Giorgione e di Lodovico esaminano i dettagli della grande struttura dei forni fusori riportati alla luce. Ed è come se riscoprissero queste miniere altrove, in un luogo più ricco, circondate dalla natura rigogliosa. La Valle Imperina è stata per 500 anni uno dei siti minerari più sfruttati delle Dolomiti, il più importante centro europeo per l'estrazione del rame. L'intero villaggio minerario, importante sito di archeologia industriale, è stato oggi recuperato e restaurato ad opera del Parco e della Regione Veneto. In un fabbricato di origine settecentesca, prima adibito a magazzino e poi a sede di assemblee pubbliche e cerimonie religiose dei minatori, oggi accoglienti camere sono pronte a ricevere escursionisti, studenti, visitatori. Così il lavoro dell'uomo non viene perduto, ma rinasce come nuova fonte di sviluppo. E di sviluppo turistico se ne prevede molto in questo territorio ancora incontaminato a 2 passi dalla popolosa pianura veneta. Le Dolomiti Bellunesi sono un'isola di conservazione di specie botaniche antiche sopravvissute alle grandi glaciazioni quaternarie. Qui ancora e nuovamente gli animali trovano rifugio ed è possibile fare incontri straordinari.
All'alba, per pochi istanti, un cerbiatto di 1 anno si lascia osservare insieme a suo fratello più grande e alla madre. Ma sono i camosci i più numerosi abitanti del parco, soprattutto nei mesi invernali, quando la coltre bianca rende ancora più inaccessibili e isolati i pendii, sui quali la neve non resiste a lungo, lasciando trapelare qualche ciuffo d'erba secca. Come un castello ben protetto, le Dolomiti Bellunesi sono il regno di specie animali e vegetali, a volte anche molto rare, come la campanula morettiana, la Cortusa Mattioli, il Geranium argenteum, il Lilium carniolicum, il Delphinium dubium. Nelle pozze d'acqua il rospo smeraldino e il tritone alpino. L'aquila reale è presente con 5 coppie nidificanti. La caratteristica più originale di questo territorio è che ha saputo mantenere la sua wilderness a ridosso di una pianura congestionata dal traffico, densa di centri abitati e di industrie, ma senza isolarsi. Chiunque può visitarlo, assaporando i 1000 aspetti della sua bellezza, attraverso itinerari di varia difficoltà adatti ad ogni escursionista, dal più tranquillo al più avventuroso. Cominciamo questo viaggio da uno degli angoli più preziosi e suggestivi, raggiungibile in breve tempo da Longarone. La mano del cavaliere serra i finimenti prima di montare in sella. Una pattuglia di agenti forestali del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente inizia il suo giro di sorveglianza. Come non invidiarli, almeno oggi che il tempo è meraviglioso. La foresta di Caiada è conosciuta dalla più remota antichità per aver fornito legname ai veneziani e agli austriaci. Oggi che il taglio è regolamentato, i suoi abeti secolari sono diventati un ottimo rifugio per numerosi animali. Quando le montagne erano popolate, questi pendii erano molto frequentati e gli abitanti dei villaggi ricavavano la loro fonte di sostentamento anche dallo sfruttamento dei boschi più difficili da raggiungere. Dalla conoscenza profonda delle piante all'arte di lavorare il legno. Qui è nata una tradizione artigianale che ha portato gli uomini di queste vallate in giro per l'Europa. Angelo, l'ex minatore, è tuttora un abile seggiolaio, come i suoi nonni e i nonni dei suoi nonni, un'arte che si tramandava di padre in figlio, ma che oggi è difficile conservare. Valentino e i suoi amici, anche loro appassionati e artigiani, non percorrono più come i loro padri le strade della pianura con la bicicletta. Non dormono nei fienili, ospiti delle cascine dove si fermavano a fabbricare sedie per poche lire, ma conoscono bene le stesse tecniche e tutti i segreti del mestiere. Ancora le mani ripetono i gesti antichi, senza indecisione fabbricano questo oggetto apparentemente banale, ma così essenziale, difficile da costruire soprattutto con questi attrezzi semplici dal sapore medioevale. Gesti precisi, movimenti eleganti. Sembra un facile gioco di incastri. Non un solo chiodo. La sedia sta in piedi senza traballare e ci resterà per decine di anni ancora, garantito da Angelo, Antonio e Valentino. Ecco che si manifesta in questa breve rappresentazione di abilità e di amore per il mestiere l'orgoglio di appartenere ad una casta di iniziati
che con la bottega sulle spalle percorreva le strade della pianura parlando una lingua inventata, un codice cifrato con cui tramandarsi gelosamente i segreti dell'arte. Angelo, Valentino e Antonio sono gli ultimi seggiolai. Difficilmente qualche giovane raccoglierà questo pezzo di storia per portarlo nel futuro, anche se il parco e le amministrazioni locali stanno cercando di sostenere e tutelare queste attività tradizionali. Gli uomini hanno abitato queste vallate fin dall'antichità e le tracce sono ancora presenti e vive, come la Certosa di Vedana, sorta nel XV secolo all'imbocco delle valli del Mis e del Cordevole, anticamente percorse dai pellegrini che dal nord Europa scendevano verso Roma. Lungo il torrente Cordevole, accanto alla Certosa, sopravvivono le testimonianze degli antichi ospizi, collegati da uno specifico itinerario tematico. La valle del Mis oggi è occupata da un grande lago artificiale, ma un tempo c'erano paesi abitati e gente che lavorava. Adesso è in piena riscoperta attraverso una rete di sentieri, come quello dei Cadini del Brenton, che consente a tutti di ammirare da vicino una spettacolare serie di 15 grandi vasche circolari, profonde fino a 4 metri, scavate dall'acqua negli strati di roccia calcarea. Poco lontano, con un salto di 12 metri, l'acqua precipita in una profonda forra, chiusa da un imponente tetto roccioso. È la cascata della Soffia, proveniente dalla valle omonima, da tempi remoti un'attrattiva per migliaia di turisti, forse perché a pochi passi da un comodo parcheggio. Ma per chi osa abbandonare l'auto per qualche decina di minuti si apre la Val Falcina, una valle selvaggia e dirupata, trasversale della Valle del Mis, che trovandosi a media quota consente anche ad escursionisti non particolarmente esperti di visitare ambienti di elevato valore naturalistico. Le tabelle informative del parco completano la visita con informazioni dettagliate sulle peculiarità floristiche, geologiche e faunistiche osservabili lungo il percorso. La Valle del Mis e soprattutto l'antico borgo disabitato di Gena Alta sono la porta d'accesso a uno dei territori più selvaggi, aspri e straordinari del parco, i Monti del Sole. Guglie di roccia, canaloni scoscesi, grovigli inestricabili di pino mugo dove la natura è rimasta indisturbata a causa dell'oggettiva difficoltà